Penalty Awards vi aspetta qui su Video Mediterraneo i primi 15 giorni di giugno. Scoprirete tutto tra non molto, quando appunto daremo il quadro completo su questa manifestazione che è giunta alla sua seconda edizione. Adesso parliamo di scuola calcio, parliamo naturalmente di una realtà catanese che ci ha accompagnato anche durante il corso di questa stagione 2014-2015 di Penalty. Parliamo della scuola calcio Real Catania. Rieccoci di nuovo a parlare di calcio giovanile e lo facciamo ancora una volta con la scuola calcio Real Catania. Com'è andata questa stagione? Credo positiva, perché siete giunti alle finali a questo punto. Sì, certamente siamo partiti con l'obiettivo di divertirci tutti quanti e poi magari se ci riuscivamo di proporre un bel gioco e magari di vincere. Ci siamo riusciti e indubbiamente siamo tutti contenti. Vorremmo sapere un po' che rapporto è nato con il vostro allenatore in questa stagione. Sì, io sono uno degli ultimi arrivati, in quanto prima giocavo con un'altra squadra, il mister è uno dei migliori mister che io abbia mai avuto. È nato un rapporto tra fratelli, o meglio ancora tra padre e figlio, ecco. Luca Platania, allenatore in seconda nella categoria giovanissimi. Sei un giovanissimo, quindi la tua grande aspirazione, chissà, è quello di diventare anche un buon allenatore in futuro. Ovviamente, perché allenatore in seconda l'obiettivo principale è quello di apprendere innanzitutto il più possibile dall'allenatore in prima, Giovanni Garofalo in questo caso. Lo stimo sia come persona sia come allenatore, perciò per me lavorare con lui è una cosa molto buona. Obiettivo naturalmente è diventare in futuro allenatore in prima. Categoria giovanissimi, siamo con il direttore tecnico della scuola calcio Real Catania di Catania. Parliamo con mister Giovanni Garofalo, che ha messo a frutto un progetto che si è sviluppato negli anni, quindi adesso la direzione tecnica di questa società sta dando i suoi frutti. Sì, direi di sì. Diciamo che mi sono attorniato di persone capaci, qualcuno è stata un po' una scommessa, qualcuno degli allenatori come Luca che sta seguendo tutto giovanissimi, e devo dire che sono state comunque scommesse tutte più che riuscite, e quindi sono stato un po' bravo e anche un po' fortunato da questo punto di vista sicuramente. Chiaramente la dirigenza ti ha messo a disposizione una struttura e un progetto anche che negli anni sta prendendo sempre più forma. Sì, tra l'altro la cosa importante, a parte la struttura, abbiamo questa struttura che è fantastica, e anche il campo Velletri che utilizziamo per il settore giovanile, che comunque è un signor campo per quanto le misure non siano regolamentari, ma la cosa più importante è stata che la società mi ha dato assolutamente carta bianca, e questo per me, quando vado in un posto, è una condizione sine qua non per fare bene. Cioè, avendo carta bianca ho potuto scegliere lo staff, ho potuto comprare anche determinate attrezzature che poi sono importanti nello sviluppo dei vari lavori che facciamo, e quindi sì, la società è da 10 e lode, la società della Catania sicuramente. È chiaro che oltre alla categoria giovanissimi è stato portato avanti anche un progetto importante, quello legato ai Pulcini 2004, e tu, essendo il responsabile tecnico, hai potuto sicuramente lavorare con impegno, e probabilmente a questo punto non è escluso possono arrivare anche dei risultati di qualità. Sì, io quest'anno ho lavorato un po' in tutte le categorie perché sono il direttore tecnico, però mi sono soffermato molto con i giovanissimi 2000 e con i Pulcini 2004. I giovanissimi perché c'avevo dei ragazzi che seguivo già da qualche anno, e quindi per continuare un lavoro, diciamo, che negli anni sta dando i suoi frutti. Con i Pulcini ho iniziato quest'anno a dedicare maggior tempo, e devo dire che sicuramente sta venendo fuori un altro bel gruppo. Ne sentiremo parlare negli anni a venire perché stanno crescendo davvero bene.
If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken trappy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite. Angelo Musumeci, capitano della squadra esordienti 2002-2003 del Real Catania. Abbiamo saputo che vi state preparando per un campionato importante e abbiamo saputo pure che avete una squadra carina, molto, molto particolare, avete un bel gruppo. Cosa vuoi dire ai tuoi compagni di squadra, ma soprattutto al tuo mister che vi segue da tanto tempo? Che ogni partita la dobbiamo sudare fino all'ultimo minuto e non arrenderci mai. Invece il mister sta facendo un ottimo lavoro e ci sta facendo diventare un gruppo sempre di più. Categoria Pulcini, anno 2004, Real Catania. Parliamo con Simone Primo, perché poi abbiamo modo anche di sentire la voce di Simone secondo. Simone Primo, come vi trovate per quanto riguarda questa stagione? Avete fatto un bel gruppo, so che il vostro mister insomma punta molto nell'unione, no? Sì, è un bravo mister e mi trovo molto bene. E con i tuoi compagni di squadra? Anche, ho socializzato molto. Ha socializzato molto e siamo molto contenti. Simone Secondo invece, chi è il più discolo tra di voi? C'è sicuramente quello che scherza sempre. Non so chi dire, tutti un po' scherziamo, un po' quando c'è l'allenamento dobbiamo stare seri, se il mister si arrabbia molto. Ma vi sgrida ogni tanto il mister? No, Alcune volte sì, però lo fa per il vostro bene. certo, perché noi diventiamo più forti, più bravi. Manifestazione Sei brava a scuola, ancora una volta un'iniziativa importante della Federazione Italiana Gioco Calcio rivolta soprattutto ai bambini e quindi sicuramente oltre al divertimento anche un modo diverso per imparare insomma, la cultura dell'insegnamento e non solo, devo dire. Sì, il progetto Sei bravo a scuola calcio è un progetto tecnico voluto annualmente dalla federazione dove si propongono delle esercitazioni particolari che servono a sviluppare la trasmissione della palla, il dribbling, insomma dei fondamentali. Anno dopo anno cambiano, quest'anno sono rimasti gli stessi giochini diciamo, dell'anno precedente, è una manifestazione alla quale ci approcciamo per il secondo anno sperando di fare bene, perché tra l'altro è l'unica manifestazione dell'attività di base che fa classifica in un certo senso, nel senso che ci sono delle eliminazioni dirette e chi vince va avanti, chi perde chiaramente finisce la manifestazione. Con amarezza devo dire. Amarezza, sì, noi ci approcciamo cercando di fare bene, ma ovviamente come dico sempre a questa età i bambini devono pensare soprattutto a fare bene, a divertirsi, perché se sentono la pressione del risultato è controproducente perché cominciano a giocare male, invece se pensano solo a fare bene, a divertirsi, il risultato arriva poi conseguenzialmente. Massimo Ruisi, presidente del Real Catania, una stagione quasi da incorniciare e non è ancora finita. Sì, una stagione esaltante per noi perché alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era quello di arrivare alle fasi finali. Poi al di là se faremo le finali non le faremo, però siamo soddisfatti di questa stagione, di come è andata. Obiettivi ce ne tanti, però come ho detto l'altra volta anche in trasmissione, pian pianino arriveremo al traguardo finale. Piano piano ci arriveremo. Un saluto a tutti i componenti del Real Catania che ci hanno accompagnato in questa stagione attraverso la loro allegria, la loro professionalità e un saluto a tutti i ragazzi appunto che fanno parte di questa interessantissima scuola calcio di Catania. Allora parliamo adesso del campionato di eccellenza, però sottolineiamo una cosa importante, Girone A si sta ancora giocando la finale playoff. Esatto, a Mazzara si è respirata un'aria veramente di grandissimo calcio in queste ultime settimane, penso a Ettore che il sito ufficiale del Mazzara ricordava in settimana una partita giocata 16 anni fa tra Mazzara e San Cataldese che valeva
la permanenza in Serie D, 1-0 gol di Citra per il Mazzara che vince, quindi insomma buoni auspici, però sul campo il Mazzara in questo momento si proporrebbe come finalista nazionale d'eccellenza attraverso il raggiungimento del pareggio, perché stanno 0-0 ai supplementari. Sono ancora i supplementari. Se il risultato rimane questo fino al termine dei 120 minuti, allora per benissimo, la allora Santander non aggiorneremo c'è in nulla da fare. tempo reale questo risultato. Assolutamente Nel sì. frattempo facciamo vedere la classifica del girone A, anzi facciamo una cosa, ha fatto bene la regia a mandare già direttamente la schermata, ma tu già hai anticipato il tutto, il Marsala che ha vinto il campionato, le retrocesse in promozione, che sono Monreale, Camarat, Servipalc. e questa è stata molto una retrocessione molto sofferta, Sì. ancora non hanno tanto digerita, diciamo così. Assolutamente. E poi appunto c'è questo scontro del Mazzara che sta giocando ancora. Esatto. Una battuta col nostro ospite, perché ci ha detto che lui è un tifoso del Marsala, perché insomma allora chi è che sentiamolo. non è tifoso del Marsala, che è una grandissima realtà? Hanno assaporato il calcio che conta. E poi penso che merita tutti i migliori auguri di poter fare questo Speriamo che categoria. succeda come l'Acragas, no? Un progetto importante Che va avanti per alimentato anche dal punto di vista economico, perché anche il Marsala ci ha abituato a grandi salite e poi a paurose discese. Quindi speriamo che questo non accada. Ettore, volevo aggiungere una cosa che non c'entra con i playoff che si stanno giocando, però sempre nel merito del girone A di eccellenza qualcosa si muove in merito alle strutture a disposizione. Bene. Perché finalmente l'Atletico Campofranco settimana prossima pare che riceverà il suo bel manto erboso, tutto in ordine, ci ed è piace una buona questa cosa notizia qui, ci perché ci piace. hanno lavorato tanto e quindi una buonissima cosa. Benissimo, allora adesso passiamo al girone B, così interroghiamo il mister della città di Rosolini. Facciamo vedere la schermata che comunque ormai insomma stabilita da tanto tempo, la classifica con questo Siracusa che ha stravinto il campionato. La parola stravinto è limitata, indubbiamente, perché sappiamo tutti cosa è successo l'ultima giornata con lo Scordia che al 94esimo ha dovuto dare insomma l'addio alla promozione diretta. La schermata successiva è quella dei playoff che comunque non si sono giocati perché... diciamo che questo è un commento di storia, perché il campionato è fermo e i playoff sono fermi e lo saranno perché la fase nazionale arriverà a maggio inoltrato, in quanto in Campania ancora bisogna determinare la finalista, no, del girone B. Sant'Agnello c'è, l'altra si deciderà tra Scafatese e Real Vico Equense. Però essendo il campionato di eccellenza girone B Campania di 17 squadre, quindi un po' più lunghetto, si dovrà attendere, le date non sono ufficiali, ma quantomeno fino al 10 di maggio. Le date non sono ufficiali, però questi sono i tempi. Tanto noi siamo in onda, l'ultima puntata effettiva sarà domenica 7, poi ci sarà la domenica successiva il Penalty Awards, per cui insomma conosceremo tutto. Esatto. Bene, siamo curiosi adesso di conoscere invece questo città di Rosolini. Nel frattempo possono partire alcune immagini di repertorio che riguardano appunto la squadra siracusana. Mister, e poi dopo facciamo il commento insieme al nostro Mario Cardone. Mister, ma che stagione è stata questa della città di Rosolini? Come la definiresti? Ma una stagione molto difficile da affrontare, perché ripeto, il Rosolini è una piccola realtà che un attimo ci soffermiamo un pochettino a guardare tutto il girone, si vanno a vedere squadre di un certo blasone, quindi grossi centri, quali Cireale, Milazzo, lo stesso Messina, Siracusa, girone di ferro, dove una piccola realtà come Rosolini è riuscita a farla franca e quindi a rimanere nella categoria con grandissimi sforzi. Su questo devo dare atto al presidente Errante che ha permesso a me, al mio staff e ai giocatori di lavorare nel migliore dei modi fino alla fine, perché magari come si vede in altre realtà le prime difficoltà tutto viene buttato all'aria, soprattutto in questo momento di crisi. Da ricordare che a Rosolini abbiamo avuto il commissario, quindi non percepisce il presidente nessun aiuto economico da parte dell'amministrazione comunale. Si spera adesso con l'insediamento dell'ingegnere Corrado Calvo di poter alimentare un po' di più le alimentare, casse. sì, diciamo che già il colloquio diciamo che un pochettino di
disponibilità, Già volevo c'è trovare il termine stata. giusto, disponibilità già c'è stata e quindi questo ci fa ben sperare per il proseguo. Tra l'altro loro hanno vinto una partita difficile a Messina, per cui insomma se la sono strameritata questa salvezza, Mario. Farei due domande al Sì, mister cattive. che possano acuire la nostra conoscenza circa il Rosolini. Mister, avete cominciato il campionato, 4 partite, 4 sconfitte. Sai benissimo che in questi casi si cerca di capire il potenziale delle squadre, quindi si comincia a dire no, Rosolini quest'anno che vuoi che sia, scende subito. Squadra Materazzi. Vi siete salvati, possiamo dire, da sfavoriti. Come avete vissuto questa condizione che vi davano comunque gli altri? E questa è la prima domanda. La seconda, la vostra squadra è parecchio giovane, Ricca è uno dei giovani che guida il suo arsenale, se potete descriverci. Innamorato di Ricca, anche... gli hanno dato delle notizie su Ricca, questo giocatore se puoi informarci. Sulla prima domanda siamo andati a giocare a Messina contro lo scetticismo un po' di tutto l'ambiente, già si parlava a Rosolini, va bene, il prossimo anno si fa una buona promozione. Però ripeto, noi sin dall'inizio, essendo una squadra molto giovane, e quindi mi collego anche alla seconda domanda, su 22 giocatori 12 sono juniores e dei 10 senior vengono considerati senior in 94, 93, 92 e 91, quindi 23-24 anni, 21 anni pure, venivano considerati grandi. Sono quindi, le basi di una squadra, quindi le basi di una squadra, vuole avere un progetto quindi però, potenzialmente è una squadra che noi sapevamo che alla fine, assieme al Presidente, sapevamo che le difficoltà potevano essere tante, le abbiamo riscontrate, però è stato un gruppo che fino alla fine ci ha creduto e ha lottato fino alla fine lavorando con il massimo impegno e soprattutto da un punto di vista mentale gli ultimi giorni. Siamo andati a Messina a giocarci questa da sfavoriti, questo play out. Un risultato su 3. Sì, un risultato su 3, nonostante, e non solo, anche l'ubicazione del campo era un pochettino, perché non si giocava al Celeste, non si giocava al San Filippo, ma si giocava a Mili Marina, dove per arrivare al campo siamo dovuti scendere dall'autobus e quindi farci 200 metri a piedi in stradine piccole, e quindi proprio per questo grosso merito va ai ragazzi e ripeto al Presidente, perché se non c'hai delle basi solide non puoi lavorare. Nonostante questo siamo riusciti a salvare la categoria per il terzo anno consecutivo e quindi grandi complimenti vanno ai ragazzi. Tra l'altro Orazio, prima di andare in onda, ci ha un po' confidato che lui, insomma, l'idea di una quarta stagione a Rosolini lo stuzzica, sperando magari che la società possa, insomma, aiutarlo. Io fin quando il Presidente Errante mi vorrà con lui, io sono ben lieto di rimanere con lui, perché Rosolini è la mia città, e i miei colori granata, quindi prima di fare qualsiasi passo naturalmente il permesso lo darò a lui. La squadra è giovane, l'allenatore è, insomma, voglioso di risultati importanti, sembrerebbe, insomma, un quadretto perfetto. Sì, la mia prima per scelta, la la mia prima scelta senza dubbio è Rosolini, voglio se rimanere... cambiare società aiuta a fare più esperienza per un Sì, da questo punto di vista per crescere potrebbe essere qualcosa, però ripeto, fare un campionato come si deve a Rosolini, cercando di dare sempre il massimo, così come abbiamo fatto con una squadra così giovane, ci può riempire soltanto di soddisfazione. È questo che dovrebbero capire anche un pochettino gli sportivi Rosolini. Volevo fare un ringraziamento particolare ai vari sponsor che comunque hanno comunque sostenuto sostenuto il Presidente, anche se quest'anno sono stati in numero minore rispetto all'anno scorso, in particolare allo sponsor ufficiale Angelo Floridia e ai fratelli e alla famiglia Floridia con Santo Cataudella, che grazie al Faretto al ristorante Faretto ci ha ospitato per tutto l'anno. Le promozioni sono giuste perché sono in un campionato dilettanti e quindi è giusto dare anche visibilità a questi sponsor che permettono il campionato. Assolutamente. Perché se no la concezione di dilettanti dove sta? Quindi mi è sembrato giusto che la tua... infatti. Poi mi volevo ricollegare alla domanda dei giovani di Ricca. Su Ricca per esempio. Su Ricca, sì, no, i giovani sono tanti a Rosolini e quest'anno, ripeto, abbiamo fatto esordire anche 3,98, quindi dagli allievi li abbiamo catapultati in prima squadra. 97-96 ne abbiamo avuti quest'anno tantissime e ci sono state partite anche che abbiamo giocato con 7 juniores in campo. Quindi le ossa se le sono fatte, quindi anche per questo si può partire benissimo, già un'ossatura ce l'abbiamo. Per quanto riguarda Ricca, è un giocatore che è cresciuto tantissimo nel giro, è da 3 anni che ce l'ho, che è da 3 anni che è in prima squadra,
è cresciuto tantissimo, è una mezza punta, volevi sapere un po' qualche caratteristica, una mezza punta, gioca dietro le punte, è abbastanza... Lui fa l'osservatore per altre società. Molto tecnico, riesce a lavorare bene tra le linee, però può giocare anche da interno di centrocampo. Ultimamente ha preso anche il vizio di fare gol, perché magari ha incominciato non solo a giocare in quella zona di campo, ma anche a buttarsi negli spazi con dei giusti movimenti. Hai detto che è 95. È un 95. Questo ci fa pensare... Segno del fatto, Ettore, che quando i ragazzi vengono impiegati riescono a sviluppare il proprio potenziale, che non è un valore assoluto invariabile, ma che può tendere al rialzo o al ribasso a seconda di quello che succede. Considera che ha giocato per 3 anni ed è un 95. E quindi insomma una bella esperienza. Nel frattempo, Ettore, tutto il calcio minuto per minuto, Mazzara in vantaggio 1-0, gol di Bono contro il San Cataldese, la San Cataldese che dovrebbe fare 2 gol nel giro di qualche minuto, non so quanto manchi. Diciamo che in tempo reale comunichiamo che probabilmente il Mazzara raggiungerà la finalissima appunto nazionale, esatto, poi parleremo insomma di tutte le implicazioni. Allora, per chiudere anche il discorso della città di Rosolini, 95, ricca, settore giovanile, che il prossimo anno diventa un obiettivo, mi hai detto, no? Fondamentale, ma già quest'anno si è lavorato in questo, è da diversi anni che si lavora in questo senso. Abbiamo degli istruttori abbastanza preparati e proprio per questo siamo riusciti a portare questi ragazzi del 97 e del 98. Incentiviamo anche i piccoli amici, gli esordienti, sì, stiamo questi sono la fucina di una società. Stiamo cercando di iniziare questo tipo di attività anche per primi calci, per pulcini ed esordienti, perché poi abbiamo giovanissimi allievi, ce l'abbiamo, e quindi anche questo qua, l'indirizzo del Presidente, le sue linee guida sono queste, e quindi cercheremo di poterlo fare anche per sfruttare questa bomboniera che abbiamo in campo. L'ultima domanda, lo abbiamo veramente tempestato di domande, l'ultima domanda io te la faccio su questo Siracusa che ha vinto il suo campionato, per la gioia anche della nostra penaltina che è siracusana di origine, ma alla fine, secondo te, il Siracusa l'ha meritato rispetto allo Scordia? Questa è una domanda cattiva. Sì, amici a destra, amici a sinistra. Infatti. No, voglio dire, il Siracusa già come città merita altri palcoscenici. È anche vero che ha meritato, perché è stato per tutto il campionato, se non per le ultime 2 giornate, prima in classifica. Sì. Devo dire che comunque lo Scordia ha fatto una grande rincorsa, non ha mai mollato e purtroppo non ce l'ha fatta. A me andava bene che entrambe dovevano salire, perché potenzialmente sono ancora in gara, speriamo che anche i ragazzi di Natale Scordia Serafino possano farcela, anche se questi play-off sono abbastanza duri, anche perché si vanno ad affrontare campi dove l'ubicazione, ripeto, per me questa qua è fondamentale, è difficile da affrontare. La Campania è terra difficile, molto difficile. Speriamo, faccio i miei più sentiti auguri. Benissimo. A Natale. Va benissimo, allora sono vicina alla siracusana d'origine Jenny Diara, che a questo punto ci lancia la pubblicità. Ma ce lo lanci con il dialetto siracusano? Ce la fai? No, vabbè dai, no, ok, sto scherzando, ci manca. Non molto bene, lanciaci la pubblicità e basta, va bene. Amici di Penalty, state con noi, non cambiate canale, torniamo a presto. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC.
Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose, Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.